La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 150.000 fuochi d'artificio messi in vendita senza le dovute autorizzazioni e stoccati in violazione delle norme di sicurezza. L'operazione nasce da attività di monitoraggio del territorio provinciale, grazie al quale è stato possibile individuare significativi quantitativi di articoli pirotecnici in 3 negozi in provincia di Padova. Nel corso di 2 interventi eseguiti dai finanzieri del gruppo in città, in zona stazione ferroviaria e a Maserà, presso 2 attività commerciali gestite da cittadini cinesi, è stata rilevata la presenza del materiale pirotecnico e i relativi controlli hanno consentito di rinvenire e sequestrare circa 120.000 articoli che, seppur regolari dal punto di vista della fabbricazione, erano detenuti senza le necessarie licenze e stoccati unitamente a materiale altamente infiammabile. A Tribano, nella Bassa Padovana, invece, gli uomini della finanza hanno sequestrato 30.000 fuochi d'artificio che erano custoditi non seguendo le corrette norme di sicurezza. Erano stoccati infatti in un magazzino con altro materiale altamente infiammabile come bombole di gas.